Allora, ciao ragazzi, oggi è il 26 di dicembre, Santo Stefano. Il giorno dopo Natale. Sì, noi ci troviamo in quel di Pofabbro, praticamente in provincia di Pordenone, Pordenone. sopra Spilimbergo, sopra Maniago. Mi sono resa conto che purtroppo molti di noi, perché mi ci prendo dentro un po' anche io, molti di voi non conoscono i meravigliosi posti che abbiamo qua in Friuli. Alto. 2002 è Borgo più bello d'Italia. Esattamente, Pofabbro è stato eletto nel 2002 borgo più bello d'Italia. Quindi io direi che è una visita alla merita, anche perché qua nel periodo di Natale soprattutto Casa, ogni ogni famiglia. famiglia costruisce un proprio presepe. Girati che se no vai nel buio. Ecco. Vabbè, pazienza, non mi si vede meglio. Sai che ci diciamo? Un Giriamo. proprio presepe, ed è veramente una cosa davvero particolare che secondo me merita di venire a vedere per la bellezza del posto innanzitutto. Poi c'è un sacco di E gente ovviamente perché siamo oggi, sotto beh, Natale, oggi c'è un le sacco di gente perché feste, feste, Santo però diciamo che Stefano. merita veramente, ho visto dei presepi veramente incredibili, fatti con le cose più strane, Molta legno, fantasia, cera, molta carta, fantasia. sassi, Sì. pietra, Chiodi, ferro battuto, abbiamo chiodi, visto con sì, dei 3 chiodi. chiodi. Un chiodo piccolo nel mezzo e 2 chiodi più alti ai lati Però per dire Gesù, bellissimo. Giuseppe e Maria. Cioè, Un albero di veramente- Natale fatto con Sì. gli scus detti per friulano, Sì, per in italiano quei è cartocci delle cartocci pannocchie, che è una cosa cose che non avrei mai stupenda. pensato. Davvero, davvero veramente molto bella. Scusate, bellissimo. ma c'ho il cane che ci Sì, fa il beh, giro. allora? Ecco, Ecco. sono tornata! Ok, Ecco. no, niente, quindi Allora, vi ragazzi, consigliamo una visita. Pofabbro, praticamente sopra Maniago, per cui a una quarantina di chilometri da Udine. Penso ancora pochi Aspetta giorni che ho preso il fino depliant, dunque dovrebbero a essere gennaio, fino al 6 gennaio. può essere. Per cui avete Sì, ancora... l'ultima roba è il 6 gennaio, quindi fino al 6 gennaio avete tempo per venire a visitarlo. Ci ve lo sono anche i chioschi consigliamo. per i brulè, ovviamente, ci Questo. sono i baretti, ci sono i ristoranti, c'è tutto. Fa freddino, Fa freddino, vabbè. ma siamo in dicembre, per cui è giusto che sia Ci così. vuole. Ok, vi salutiamo da Venite a Pofabbro. Venite a Pofabbro, Pofabbro a vedere i presepi. venite a vedere le bellezze È del nostro il Friuli. presepio dei presepi. Sì, è vero. Ciao. Ciao. Ciao.